Allora, intanto mentre finite di cenare e di mangiare questo buonissimo galletto, e complimenti se ce la fate perché è veramente tanto, questo è il calendario dell'Este Venete 2020. Calendario fatto per il 14° anno con le ragazze più belle del Veneto che sono dietro di me, le ragazze che sono dei casting che abbiamo scovato anche con delle operazioni di talent scout, ragazze di tutte le province del Veneto e che hanno magari posato per la prima volta, come non potete vedere perché sono tutte belle foto, ma vi posso garantire che ci sono delle modelle che abbiamo scoperto perché erano alla loro prima posa e si sono dimostrate tutte bravissime. Adesso io ve le presento una per una. Era previsto che facessimo una sfilata, ma mi sa che dura passare per i tavoli e poi le vedo un po' appesantite. Cena buona, sì. Il galletto. Allora le faccio venire una a una vicino a me. Vi dico che questo calendario, se lo volete il calendario è disponibile e ce l'abbiamo per tutti. Allora mi starò sgolando per cui cercate di capirci. Questa è la copertina. Andiamo vicino a me, siccome ho anche la telecamera Giriferro Block che riprende tutto, il mese di voce che questa è la prova. Come ti chiami? Vanessa Cappellari. Di dove sei? Padova. Anni? 18. Cosa fai nella vita? Studio grafica. Allora tu hai posato per My Venice, che è un brand nuovo molto importante, soprattutto anche per quanto riguarda i vini del Veneto, e al Post Bar. Com'è andata l'esperienza? Molto bene, mi sono divertita e ho imparato molte cose. Ok, ti metti vicino a me, facciamo un applauso a questa ragazza. Aspetta, andiamo un po' a braccio, ecco ti abbraccio. Mese. Io Muio con Greta Nordio. Allora, mese doppio, appunto le due veline, manca Greta che salutiamo, tu lei Coroni. Sì. Allora, raccontiamoci chi sei. Io sono Serena e sono di Mestre. Anni, 23. cosa fai nella vita? E modella, fotomodella e hostess. No, tu fai un'altra cosa che è Ballerina. Chi sa ballare qua la salsa, il latino? Ce l'abbiamo un ballerino qua? Sono una ballerina di danze latine. Questa è vederla studenta bene la ragazza, brava, sa fare. Allora, com'è andata la foto? Sì, mi sono divertita e mi sono sentita a mio agio. Una bella esperienza. Bella esperienza, grazie. Abbiamo fatta dove, ti ricordi? A Padova. A Villa Fraganzani, eccola qua. Grazie, vieni qua vicino a me, cerchiamo di slittare, mi sposto io. Andiamo con la prossima. Mese di? Dicembre. Allora, mese di dicembre, Simone, so che ci sei da qualche parte, è fatto al Galloway, quindi gioca in casa. Applauso supplementare, dai che se la merita. Foto in posa, mangia Bagigio. Ti piace di Bagigi? No. Un sacco, sì. Un sacco, benissimo. Presentati. Sono Giorgia, ho 17 anni, vengo da Venezia e presento lo mese di dicembre. Cosa fai nella vita? Studio psicologia. Hai il sogno di diventare modella? Sì, ci sto lavorando piano piano. Ecco, mi sa che il calendario sia un bel trampolino come l'è stato per tanti altri tuoi colleghi. Grazie, slitto. Aspetta, ma c'è il filo purtroppo, siamo un po' stretti. Allora, può una milanista ti fare Juve? Sì, certo che sì. Allora, il colore del vestito è quello che conoscete anche voi. Abbiamo sbagliato stasera, abbiamo gravemente sbagliato. Allora, mese di ottobre. Per quale club? Abbiamo qua il presidente Giuseppe Pasquale, tutta una nutrita rappresentativa. Allora, abbiamo anche la foto di lei con la maglietta e presto la pubblicheremo. Abbiamo deciso per questa perché comunque era più da calendario. Com'è andata Annalisa? Bene, poi posare per la Juve è sempre un piacere, quindi molto bene. Cosa fa domani sera la Juve con Verona? Questo non lo posso dire, però andrò a vederla, quindi spero Che lei va allo stadio ragazzi, così si fa, allo stadio. E Benito quanti anni hai? 19 e modella, ma anche altre cose? Sì, adesso studio al liceo classico, spero di entrare a medicina e modella sicuramente. Ragazze con la testa, belle dentro e belle fuori, grazie, applauso!
Grazie Natalia, attenzione, poi tra poco il filo mi porta via. Vabbè. Allora, mese di? Maggio? Quanti gelati mangiati? Troppi? Non si vede, dai. No, da qui no, dai. Come ti chiami? Io mi chiamo Regina e ho 23 anni e vengo da Albignasego. Chi è che è del Bignasego qua? Alzi la mano. Da tutte le province rappresentate. Eccolo qua. Salutiamo Marco. E com'è andata la foto? È andata bene, anche se abbiamo dovuto fotografare uno spazio ristretto, siamo riusciti comunque a fare un buon lavoro. Poi vi presenterò i fotografi, in effetti questa foto è stata molto difficile. È venuta fuori bene, però diciamo che c'erano degli spazi esigui, ecco, ridotti. Bene Regina, andiamo, passa di qua, no, uguale. Vabbè, forse è meglio, però allora voglio Aurora, vieni qua. Aurora è il mese di febbraio, quindi è il nostro mese. Giochi in casa, tra virgolette. Hai posato lo zivago, racconto. Voce a voce ragazzi, buttatela fuori. Sono Aurora, ho 22 anni, vengo da Dolo, nella vita lavoro come commessa e come modella con un'agenzia di Milano. E rappresento il mese di febbraio Che pelliccia. bellissimo, è comunque un mese freddo. È andata molto bene la foto, ci siamo divertiti a scattare e devo dire che ha avuto anche un bel successo. Vedo che febbraio lo prendono volentieri, questo, del resto è il tuo mese, che fortunato. Applauso anche per lei, grazie. Cerchiamo di destreggiarci in questo ambito. Allora, a chi piace la pizza qua non si può mangiare, però piace a tutti, anche a te. Allora, come è andata questa foto in versione pizzaiolo? Aspetta un attimo. Intanto come ti chiami? Io mi chiamo Marica Cesaro, nella vita sono un'insegnante di scuola primaria, insegno invece storia e sono laureata in scienze della formazione. Allora, E sei anche grandicella, e sono 25 anni, giusto? sono 28 Ah, 28, scusate, ho sbagliato. e devo dire che mi sono divertita molto a fare questo calendario, grazie a Paolo. E è stata una bella opportunità perché consiglio tutto di mettersi in gioco e di provare a fare qualcosa di diverso nella vita, non solo quello in cui ci siamo specializzati, tenersi varie porte aperte, lo dico a tutte le ragazze, grazie. Grazie a te e grazie a Az che ti ha permesso di fare la foto, salutiamo il proprietario. Grazie. No, abbiamo un'altra bionda che ha paccato clamorosamente la volta precedente perché eri dove? Non eri in Cina, aspetta. Dai, non eri in Cina, è andata in Messico per una bella bronzatura. Allora, intanto dove hai posato? Nell'ottica del Vivi Lorenzo, Che è quella davanti a te che ti sta immortalando, mese bonus. gennaio 2021. Perché è tradizione del calendario che facciamo sempre un mese in più perché metti che tu il 31 sei là che dici vado adesso cosa faccio, domani non sai che il calendario è pronto, abbiamo un mese bonus che ci porta tranquillamente, maglietta verso l'anno nuovo. Come ti chiami? Ci sei dove abiti? Allora, io mi chiamo Daniela Brunello, ho 24 anni, vivo a Ielko e a breve inizierò a studiare psicologia. Psicologia, io so che lavori anche come commessa, giusto? Io non ho più. Io l'ottica, quindi quella sera però abbiamo fatto due piedi diversi, mi sa, vero? Tanti ma diversi. Dopo vi dirò che sono i fotografi di queste belle foto, applauso anche per Ilenia, grazie. Last but not least, dicono gli americani, avanti, è il turno della foto più difficile e più ambiziosa di quest'anno. Questa, e si potrebbe anche girare però la vista a testa in giù, danza aerea, tessuti aerei, non so se sapete cos'è, adesso ve lo racconta la protagonista. Sono Veronica Mazze, ho 29 anni e studio psicologia a Padova e pratico da qualche mese lo sport di danza aerea, tessuti aerei. E mi sono appassionata davvero molto, nonostante sia molto pratico. Foto difficile da fare perché lei si muoveva, vi dico subito. Poi testa in giù ti viene anche un po' il sangue. Siamo stati bravi, poi vabbè, c'è anche San Photoshop, però la foto, la posa era quella giusta, ci è piaciuta subito e poi conosceremo chi ha fatto questo bello scatto. Grazie, ringrazio anche il circo volante, giusto? Che ti ha insegnato a fare queste cose, giusto? Come si chiama lei? Laura Curini. Ok, grazie Laura. Vai, andiamo avanti, vi tocca direttamente da Vicenza, perché dovete sapere che queste ragazze arrivano da tutto il Veneto.
Mese di? Allora, io mi chiamo Pamela e sono il mese di giugno. Mese di giugno, spettacolo al Pulse Bar. Ciao Paolo, se ci sei, se no, se andrai da casa perché sto lavorando. Com'è andata quel giorno? Allora, quel giorno bene, sì, molto bene. Divertita, tutte le ragazze. Mi piacciono i tatuaggi, mi sa qua. Allora, qualcos'altro di te? Hanno detto che sei di dove di preciso? E schio in provincia di Vicenza. E sei scredense, quanti anni hai? Ne ho 22. Nella vita fai anche? Allora, nella vita invece faccio la cameriera dopo aver preso il diploma di scuola d'architettura. Quindi hai iniziato un percorso, lo porti avanti un giorno locale tutto tuo, giusto? No. No, non lo vuoi. No, assolutamente no. Non ti piace la vita della ristorazione? Penso il grande, diciamo, del tosta. E ok. magari andare avanti nell'ambito della moda, fotomodella. Preferisci fare così? Benissimo, comunque la foto sta molto bene. Applauso per tutte, ce la facciamo? Sì. Allora, se possono venire qua li chiamo solo, non li faccio parlare, i fotografi, che adesso avere libero le figlie, scusate i genitori. I fotografi sono Nicola, vieni qua, Mario, Nicolò e Dan. Vieni qua un attimo Mario che tu per una volta, facciamoci vedere dai. Allora Mario Bonesi, Nicola Burighel, Dan, Bianco e Nicolò Lorenzo, grande questo 360, 160. E poi a vedere dov'è Nicolò? Ma mi scappa sempre quello. Vabbè, Nicolò ti salutiamo, non ti vedo, ma ti saluto. Vi posso dire anche, è importante, stasera non è venuto qua perché purtroppo ho avuto un impegno improvviso, però era con noi prima in televisione, eravamo a Caffè più 24, un'ora, e ci potrete vedere su YouTube la settimana prossima. Il rappresentante della DAD o DAD Onlus, che quest'anno beneficia del nostro supporto, del nostro sostegno, una onlus padovana di quelle meno conosciute, perché il nostro intento è anche far conoscere non solo le realtà solidali più famose, e sapete cosa mi riferisco, ma anche delle piccole onlus che hanno bisogno anche di visibilità. In questo caso DAD sta per disabili, anziani disoccupati che purtroppo finiscono ai margini della società e grazie delle operazioni di integrazione a degli eventi, a delle attività di gruppo riescono a sentirsi di nuovo vivi e parte della società. Quindi un applauso ad Ad Onlus che riesce a fare questa cosa anche grazie al nostro piccolo contributo e anche grazie a voi che siete qua tutti. Io vorrei Simone qua un attimo se può venire, che è il titolare, e vorrei anche dirgli che nascosti tra di noi ci sono dei giocatori della Pallavolo Padova che stanno andando benissimo, che dopo adesso avranno anche loro una copia del calendario, e a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per domenica, che ci sarà la sfida con Trento, che non è mai facile, e poi se non sbaglio andiamo anche con Simone. Cosa succede dopo le partite in casa della Pallavolo? Anche i ragazzi vengono qui E si continua la festa. Esatto. Terzo tempo al Galloway. esatto, è tradizione. Ti è piaciuto il calendario? Com'è andata? Bene? Sì, bene, ottima esperienza, complimenti a tutti. L'avevamo già fatta tempo fa anche, è stato bello anche di trovarsi. È la terza volta e niente, dai, positivo, bella immagine, siamo molto soddisfatti. Sei contenta anche della foto col bacino? Sì, perché è il vostro mastro, giusto il bacino? Ricordiamo che c'è un piano qua sopra anche, che il locale non è solo questo, giusto? Esatto, marchio di fabbrica. E per chi vuole vedere anche la Juve, non solo anche la Juve, infatti. Allora facciamo una bella foto di gruppo, io devo purtroppo liberare almeno due ragazze che devono tornare, una va a Venezia e ci mette un bel po' di tempo. Grazie a tutti per essere venuti, grazie alle ragazze, un applauso, l'ho fatto io. Io vorrei fare una sfilata, ma non so. Dovete passare davanti all'obiettivo. Allora facciamo una bella foto. Nicola e tutti gli altri fotografi, grazie, ringrazio ancora il club della Juve, una parte, che è venuto a sostenerci questa sera. Tu sei alto? Ah no, vedete che tu sei alto. Grazie a tutti. Grazie.
sulla propria copia del calendario la dedica. Ci sono ben 2 pennarelli pronti per voi.